Di oggi sarà un'esplorazione dell'entroterra ligure all'insegna del mistero e della leggenda. Siamo nella Val di Vara, a non più di 15 km da luoghi conosciutissimi in tutto il mondo, le Cinque Terre. Eppure qui aleggia il mistero. La prima tappa l'ho scelta io e chi mi conosce capirà subito il perché. Abbiamo raggiunto Scogna Inferiore, minuscolo borgo nel comune di Sesta Godano, dove le pratiche contadine si confondono con leggende e superstizioni. La nostra meta è la casa del violinista fantasma. La casa è citata in tutti i manuali delle case infestate d'Italia. Qui si aggirerebbe ancora lo spirito senza pace del violinista e dalla casa, di tanto in tanto, si sentirebbe ancora il suono delle corde del suo violino. Ma oggi non siamo qui da soli. Ci sarà Davide Calabria con noi che ci accompagnerà in questa misteriosa avventura. Ciao Davide, ci racconti un po' di questo fantasma violinista? Che dire, la storia di questo fantasma, la sua leggenda nasce in un periodo non ben definito, possiamo parlare di 7-800. 7-800 c'è questo violinista che, virtuoso dello strumento, si ritira qua. Qualcuno dice per risolvere problemi d'amore, no? Amori anche per risolti. ispirarsi, guarda che bel panorama. Per ispirarsi, probabilmente anche perché la solitudine di questo luogo, la pace di questo luogo permette effettivamente la possibilità anche di concentrarsi, di dedicarsi a quello che è il virtuosismo. Chiaramente è venuto qua si usa dire questo, no? Quando uno non è di qua, può essere giusto del comune vicino, ma è comunque un foresto. E quindi che cosa succede? Cioè straniero? Straniero, no? esatto. Okay. E quindi che cosa succede? Che probabilmente le persone hanno cominciato a osservarlo appunto come una persona particolare, peraltro poi anche un artista, no? Quindi non mi guardare così. Cioè. Peraltro poi un artista, e quindi effettivamente che cosa succede? Che la gente lo notava un po' come strano, questo suonava tutto il giorno, tant'è che poi a un certo punto pare che per il troppo suonare, per il troppo studio si sia ammalato e gli sia morto. A questo punto della casa si era persa la stirpe, non c'erano più i proprietari, non c'erano più eredi, e quindi che cosa succede? Succede che la casa rimane abbandonata. È particolare anche la collocazione della casa, perché la casa si trova poco fuori dal paese
e in fronte a una chiesa quasi forse a tenere distante, no? Qualcosa che possa essere presagito anche come negativo. Qualche spirito. E effettivamente niente, la casa diventa quindi un luogo dove si recano le persone quando non sanno dove andare a dormire. Qua era un luogo di passaggio, c'era lo svalico per andare verso il Ponte Tremolese, quindi la pianura padana. A quel punto, casa abbandonata, uno magari passava di qua, cercava un riparo per la notte e qui si rifugiava. Qui si rifugiava, ma durante la notte sentiva delle urla spaventose, suono del violino. Qualcuno pare che sia anche stato inseguito da questo violino, io non lo so, non riesco a immaginarmelo, però dicono così. Beh, senz'altro mi viene da pensare, vedendo anche un po' il panorama che abbiamo intorno, che questo luogo ha un'energia, forse, ha un'energia, ma secondo me è un'energia positiva. Comunque i musicisti sono sempre persone molto sensibili e Grazie. effettivamente, voglio dire, un musicista non avrebbe mai scelto un luogo con negatività, no? Dove per poter esprimere la propria arte. Quindi io me lo immagino un fantasma buono, tutto sommato, un fantasma che sarebbe curioso incontrare. E chi lo sa, chissà mai lo incontreremo. Grazie mille Davide. Grazie mille a voi. Ma è meglio un uovo oggi o una gallina domani? Ma è nato prima l'uovo o la gallina?